L'ONAV, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, a Siracusa chiaramente una sezione che non poteva non essere presente nell'ambito di una iniziativa che è un punto di riferimento come il Coffee Show Latte Art 2013. Un impegno che è importante perché quando si assaggia un vino bisogna comprenderne tutte le caratteristiche ed è, credo, tra l'altro il primo passo verso ulteriori sviluppi dal punto di vista della conoscenza del vino. Assolutamente sì, i nostri corsi infatti hanno proprio lo scopo di introdurre al mondo del vino. Noi in 18 lezioni teorico-pratiche diamo la possibilità a chi è proprio assolutamente bianco dell'argomento di conoscere tutti gli aspetti del vino. Noi facciamo analisi organolettica del vino e quindi dal punto di vista olfattivo, gustativo e anche visivo analizziamo il vino. Poi a ogni lezione verte sulla conoscenza di una tipologia di vino, bianco, rosso, rosato, vini spumanti, vini non spumanti. Insomma, il mondo del vino è veramente vasto e i corsi sono fondamentali perché tramite il supporto dei tecnici si riesce ad apprezzare un alimento, perché non lo possiamo chiamare bevanda, perché in quanto è un alimento vero e proprio come il vino. Tra l'altro la provincia di Siracusa offre da questo punto di vista diversi produttori di vini davvero di alta qualità. Sì, infatti uno dei prodotti sicuramente che è stato di nicchia e che adesso si sta conoscendo sempre di più è il Moscato di Siracusa. Moscato di Siracusa che è stato riscoperto qualche anno fa e adesso si incomincia a scoprire anche nel grande pubblico. Oltre a questo ci sono anche altri produttori che hanno riscoperto antichi vitigni, quali per esempio l'Albanello, che è un vitigno proprio autoctono della nostra zona. Insomma, secondo noi c'è molto da investire anche nel campo del vino, nel territorio di Siracusa. Ovviamente c'è il Nero d'Avola che la fa da padrone perché chiaramente nasce nelle nostre zone. E poi per chi ama ad esempio la buona cucina, per chi ama proprio cucinare, dunque abbinare il vino giusto, è anche importante saperne riconoscere la qualità perché è all'ordine del giorno il fatto che vengano fuori delle notizie di produttori che utilizzano tutt'altro che ad esempio uva, tutt'altro che quello che all'interno di un vino dovrebbe essere. Guardi, io le dico a questo proposito che fare un corso per assaggiatore di vino è importante perché si impara davvero a conoscere il prodotto. Questo è una delle nostre mission. Le posso anche dire in più che ne parlo della mia esperienza personale. Prima ho fatto il corso di assaggiatore di vino, poi abbiamo fatto quello di olio, poi quello di formaggio. Insomma, si apre veramente un mondo che è quello dell'assaggio, dell'enogastronomia ed è fondamentale in quanto noi siamo i primi consumatori e dobbiamo essere attenti a quello che mangiamo e a quello che beviamo. C'è da chiarire un dubbio che è molto spesso un dubbio amletico per tanti. L'assaggiatore ed il sommelier non sono la stessa figura. No, sono due figure diverse. Il sommelier è una figura professionale che ovviamente lo fa per mestiere e quindi si occupa dell'abbinamento del vino al cibo nel ristorante, si occupa del servizio, della conservazione del vino. Noi siamo delle persone che nella vita facciamo altro, però abbiamo questa passione per il vino e abbiamo voluto approfondire la conoscenza del vino.